Il vaso di Pandora. Provate a immaginare un tempo, tanti anni fa, in cui non esistevano l'infelicità, né la malattia, né l'ira. Un tempo in cui nessuno si faceva mai male né invecchiava, e poiché non esisteva neanche l'invidia, non c'erano né lotte, né guerre, né uccisioni, né potevano esserci, poiché dovunque c'era una grande abbondanza. Marito e moglie non bisticciavano mai, e anche Pandora ed Epimeteo erano felici di poter stare sempre insieme danzando, prendendo parte a feste e giochi e dormendo al sole di un'eterna primavera. Una persona un po' maligna avrebbe detto che Pandora era viziata, ma a quel tempo le persone maligne non c'erano, ed Epimeteo adorava colmarla di regali. Ogni giorno le portava un vestito nuovo, o dei sandali, dei gioielli, o una statua per il giardino. Nella sua ricerca di altri doni nuovi, Epimeteo si allontanava sempre più da casa e Pandora rimaneva sola a girellare per le stanze della sua villa soleggiata. Un giorno egli tornò a casa con un oggetto largo e quadrato avvolto in un panno. Era una vecchia scatola polverosa, chiusa da vari fermagli e legata tutt'attorno da un cordone dorato. «Cos'è?» chiese felice Pandora danzando intorno alla scatola. «È un regalo per me, non è vero?» aggiunse maliziosa. «No, Pandora, non lo è», rispose energicamente suo marito. «Questa scatola mi è stata data in custodia dal dio Mercurio. Gli ho promesso che non l'avrei mai aperta, qualunque cosa accada. Mi ha detto che se l'avessi fatto me ne sarei pentito amaramente». «Oh, ti prego, lasciami dare un'occhiata. Solo un'occhiatina». «No, Pandora, questa scatola non ci appartiene. Dobbiamo rispettare il volere di Mercurio». Ma il giorno dopo, uscito Epimeteo, Pandora non faceva altro che pensare alla scatola. Le si avvicinò una volta, poi un'altra e un'altra ancora. Le sue dita indugiarono sui fermagli polverosi e sul cordone dorato. Cosa ci sarà dentro?» pensava. Certamente Epimeteo non faceva sul serio quando parlava di Mercurio. «È un regalo per me, ne sono certa. E poi è stato lui a promettere, non certo io. Che male c'è se do solo un'occhiatina?» Le sue dita cominciarono a slegare il cordone, ma si fermò appena in tempo. Per non essere di nuovo tentata di aprirla, cercò di distrarsi con 1000 lavoretti casalinghi, ma nel pomeriggio non resisté più. Slegò il cordone e fece scattare i fermagli. Immediatamente uscì dalla scatola un lieve fruscio, come di ali di farfalla che sbattessero contro una finestra chiusa. «Oh, ci deve essere una creaturina chiusa là dentro. Non posso certo lasciarla lì». Pandora alzò il coperchio della scatola. Dentro c'era solamente un vaso impolverato, sigillato con la cera. Dal vaso provenivano degli strani suoni che via via si facevano più forti. «Se rompo il sigillo», pensò Pandora, «Epimeteo si accorgerà che ho curiosato». Perciò richiuse la scatola e cercò di non pensarci più. Ma che desiderio cocente aveva di conoscerne il contenuto! Misurava la stanza a lunghi passi, girandosi continuamente a guardare la scatola. Poi, come in un sogno, si ritrovò vicino alla scatola aperta. «Pandora! Pandora, per piacere, facci uscire!» gemeva un coro di vocine dall'interno del vaso. Pandora ardeva dalla curiosità, si morse le labbra. «Non devo, mio marito ha detto...»
Ma cosa vuoi che ne sappia Epimeteo? Per favore, lasciaci uscire. Il mondo ha bisogno di noi. Il mondo non è completo senza di noi. La tentazione era troppo forte per Pandora. Con un rapido gesto infranse il sigillo di cera. Il tappo schizzò via dal collo del vaso sotto la spinta di una specie di orribile calabrone nero. I suoi aculei stillavano veleno. Nel suo ronzio si indovinava la parola morte. Un altro insetto alato, dall'aspetto coriaceo e dallo sguardo fisso, la paura, lo seguì mormorando. Poi un insetto bavoso strisciò fuori dal vaso e tracciò la parola malattia sul pavimento. Infine, una strana zanzara color del ghiaccio volò fuori dalla finestra e posandosi qua e là infestò il giardino di spine, erbacce e bruchi. Il suo ronzio sembrava dire fame. Pandora cercò disperatamente di rimettere il tappo al vaso, ma un curioso scarabeo volante le punse una mano col suo affilato pungiglione, gridandole: «Non ci puoi più fermare ora, stupida donna! Noi siamo tutte le cose malvagie che il tuo mondo non ha mai conosciuto. Siamo un dono degli dei, invidiosi della vostra felicità. Io sono la vecchiaia!» Il tappo divenne improvvisamente pesantissimo nella mano di Pandora, che vide ad un tratto, sulla pelle, le grinze e le macchie scure dell'età. Riflesso nel suo specchio di bronzo, riconobbe un viso rugoso e dei capelli spruzzati di grigio. Il gelido soffio dell'inverno uscì dal vaso e la investì fino a farla tremare di freddo. Con un ultimo penoso sforzo, Pandora riuscì a tappare il vaso e a richiudere la scatola, ma non prima che la preoccupazione, l'ira e la gelosia sciamassero fuori. Pungendo e mordendo, volarono fuori dalla porta lungo il sentiero e si installarono sulla testa di Epimeteo, che stava tornando a casa. Egli scaraventò per terra la moglie e la schiaffeggiò. «Donna malvagia, disobbediente, stupida ed egoista!» infuriò. «Ti avevo avvertita di non aprire la scatola. Perché non fai mai quello che ti si dice?» E Pandora, che non aveva mai conosciuto e neppure immaginato la collera, sentì per la prima volta i suoi occhi riempirsi di lacrime, poiché anche l'infelicità era riuscita ad uscire dal vaso. Dalla strada venne un clamore di lotta, di pianti e di terrore. Il mondo, così meraviglioso fino a poco prima, sembrava essersi trasformato in un luogo orribile e crudele. Infine Pandora udì un'ultima vocina uscire dall'interno del terribile vaso. Pandora, Pandora, non lasciarmi qui dentro tutta sola. Il mondo ha bisogno di me. Il mondo non è completo senza di me. «Non mi ingannerete di nuovo!» singhiozzò Pandora, gettandosi sul coperchio della scatola. Ma io posso aiutarti. Fammi uscire. Ti prego, fammi uscire. La voce sembrava essere tanto infelice quanto Pandora, che alla fine, pregando Epimeteo di stare indietro, aprì il coperchio della scatola e stappò il vaso. Volò fuori un cosino bianco, piccolo come la più piccola delle tignole. Solo a vederlo, Pandora si sentì un po' consolata. Quando si posò sul suo viso, il cuore di Pandora era alleggerito. «Che tipo di malvagità sei tu?» le chiese. «Io sono la speranza», mormorò la creaturina e volò via a dar battaglia a tutti i mali odiosi. Portò la promessa della primavera al giardino spoglio e asciugò molte delle lacrime del mondo. Al suo passaggio si strusciò sulle guance di Epimeteo. Inginocchiata davanti a lui, Pandora gli chiese fra le lacrime: «Riuscirà il mondo a perdonarmi?» Suo marito la guardò a lungo e poi il suo viso si illuminò di un piccolo sorriso. «Lo spero», rispose dolcemente. «Lo spero». Story pazza.
I pesci d'acqua giù aprono l'ombrello se cade la pioggia di su. Le lucertole non son da meno, stan sotto il parasole se il cielo è sereno. Il pavone di occhi ne ha tanti, ma non vede con tutti quanti. Il merluzzo se tace si sente, ma se parla non dice un bel niente. Il soffione non sa le ore se non ha l'orologio da fiore. Il micio non gioca con la gatta se il fiore è saggio la volpe è matta. Pinocchio, la promessa della fata. Pinocchio, dopo aver festeggiato il ritrovamento della fata, espresse un desiderio. Vorrei crescere un po', non lo vedete, sono alto come un soldo di cacio. Tu non puoi crescere, replicò la fata. I burattini non crescono mai. Oh, son stufo di fare il burattino. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo. Lo diventerai se saprai meritartelo. Basta che ti comporti come un ragazzino per bene. Pinocchio, a malincuore, dovette ammettere di non essere proprio uno stinco di santo, quindi promise solennemente alla fata che d'ora innanzi si sarebbe comportato come un bravo ragazzo. Il giorno dopo si recò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare in classe un burattino. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto e chi tentava perfino di legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio portò pazienza, poi cominciò a reagire con pedate e gomitate a destra e a manca. Essendo piuttosto duretto, cioè di legno, Pinocchio fece in fretta a essere rispettato e in breve conquistò la stima di tutti i compagni di scuola, compresi i molti monellacci famosi per la loro poca voglia di studiare. Un giorno, nonostante gli avvertimenti del maestro e della fata, Pinocchio si fece convincere da questi monelli a marinare la scuola per andare a vedere il pescecane alla spiaggia. Appena arrivato, Pinocchio dette subito una grande occhiata al mare, ma non vide nessun pescecane. «Oh, il pescecane dov'è?» domandò voltandosi ai compagni. «Sarà andato a far colazione», rispose uno di loro ridendo. «o forse si sarà appisolato nel letto». Da queste risposte sconclusionate, Pinocchio capì che gli avevano giocato un brutto tiro e si infuriò. In breve si passò ai fatti, ma Pinocchio era sempre duro e il legno faceva sempre male. Allora i ragazzi presero a lanciargli addosso i libri di scuola e quando furono senza, acchiapparono un grosso trattato di aritmetica di Pinocchio e scagliarono anche quello. Ma invece di cogliere il burattino, il librone colpì alla testa un compagno che si accasciò a terra, bianco come un panno lavato. I ragazzi spaventati se la diedero a gambe, ma Pinocchio rimase con lui per soccorrerlo. A un tratto sentì un rumore sordo di passi. Si voltò. Erano due carabinieri con un cane mastino. «Chi è che l'ha ferito?» chiesero i gendarmi, vedendo il ragazzo disteso per terra. «Io no», balbettò Pinocchio. «E questo libro di chi è?» «Mio». «Basta così, vieni via con noi». «Ma io...» «Via con noi!» E lo trascinarono via. Il burattino era fuori di sé per la disperazione. «Che sarà di me? Che sarà di me?» continuava a ripetersi. Erano quasi arrivati in paese quando una folata di vento gli levò di testa il berretto. Con la scusa di rincorrerlo, Pinocchio cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia. I carabinieri gli aizzarono dietro il cane mastino che aveva vinto il primo premio in tutte le corse dei cani. Pinocchio correva veloce e il cane più di lui, tanto che stava per raggiungerlo. Arrivato alla spiaggia, il burattino spiccò un salto e si tuffò. Alidoro, così si chiamava il cane, trascinato dall'impeto lo seguì, ma il poveretto non sapeva nuotare e dibattendosi freneticamente stava per annegare. «Aiuto! Aiuto!» Pinocchio, dopo qualche tentennamento, trascinato dalla sua generosità, raggiunse Alidoro e lo trasse in salvo, ma non fidandosi troppo stimò cosa prudente rituffarsi in mare. «Addio Alidoro! Fai buon viaggio e tanti saluti a casa!» «Addio Pinocchio!» rispose il cane. «E mille grazie per avermi salvato!»
Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra, e finalmente vide tra gli scogli una specie di grotta, dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. Il burattino si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualcosa sotto l'acqua che saliva e lo portava su. Tentò di sfuggire, ma non fece in tempo. Con sua gran meraviglia si trovò intrappolato in una grossa rete, in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza. Al tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. I capelli erano un cespuglio foltissimo d'erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la lunga barba. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Appena ritirate le reti, il pescatore esclamò tutto contento: «Ah, che scorpacciata mi farò!» «Meno male che non sono un pesce», disse Pinocchio tra sé, ripigliando coraggio. La rete venne portata dentro la grotta, buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio. «Ora vediamo che pesce ho preso», disse il pescatore. Buone queste triglie, deliziosi questi naselli, squisite queste sogliole, ma...» E il pescatore verde sgranò i suoi occhioni verdi. «Che razza di pesce è questo?» «Non sono un pesce, sono un burattino». «Un burattino? Devi essere d'una specie ben rara, e per di più parli. In segno di stima, a te l'onore di scegliere come devi essere cucinato». «A dire il vero, preferirei casa mia alla padella». «Scherzi? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Ti friggerò in padella assieme agli altri, così starai in compagnia». Per fortuna, però, sul più bello della frittura capitò da quelle parti Alidoro, attirato dall'odorino che veniva dalla padella. «Puzza via!» gridò minaccioso il pescatore. «Aiuto, Alidoro! Salvami, se no son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e, spiccato un gran balzo, afferrò delicatamente tra i denti il burattino tutto infarinato e via dalla grotta, via come un baleno. «Quanto ti devo ringraziare!» esclamò il burattino finalmente in salvo. Non c'è di che, tu salvasti me e quel che è fatto è reso. Con una stretta di zampa e di mano venne suggellata la loro amicizia e si lasciarono. In paese Pinocchio apprese con sollievo che il ragazzo colpito dal suo libro era sano e salvo ed era tornato a casa dai genitori. Il burattino si avviò allora verso la casa della fata, ma lungo la strada non si sentiva molto tranquillo. «Come farò a presentarmi alla mia buona fata? Vorrà perdonarmi quest'altra berichinata?» Arrivato davanti alla porta di casa, fece per bussare, ma gliene mancò il coraggio. Dopo aver esitato a lungo, prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpetto. Aspetta. Finalmente, dopo mezz'ora, s'affacciò a una finestra una grossa lumaca con un lume acceso sul capo. «Chi è a quest'ora?» «La fata in casa?» domandò il burattino. «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?» «Pinocchio, il burattino che sta in casa con la fata». «Ah, ho capito. Aspettami che ora scendo e ti apro subito.» «Spicciatevi, per carità!» «Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta.» Passò un'ora, ne passarono 2 e la porta non si apriva, per cui Pinocchio, che non ne poteva più, bussò una seconda volta, più forte. La lumaca aprì la finestra del piano di sotto. «Ragazzo mio», gli disse la bestiola tutta pace e flemma, «io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta.» E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte, poi il tocco, poi le 2 e la porta era sempre chiusa.
Allora Pinocchio, spazientito, bussò fino a far rintronare tutta la casa. Nessuna risposta. Sempre più furioso, prese la porta a calci, finché per sua sventura un piede rimase conficcato nel legno della porta come un chiodo ribattuto. E così il povero Pinocchio dovette passar tutta la notte con un piede in terra e quell'altro per aria. Sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. La lumaca, a far 4 piani di scale, ci aveva messo 9 ore, quasi un primato per lei. «Oh, lumachina, portatemi almeno da mangiare che sono sfinito!» Subito! disse la lumaca. Difatti, dopo 3 ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo, con sopra ogni ben di Dio. A tale vista il burattino sentì consolarsi tutto, ma con suo gran disinganno si accorse che il pane era di gesso, il pollo di cartone e la frutta di alabastro. Pinocchio, per il gran dolore e la gran languidezza di stomaco, cadde a terra svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso su un sofà, con la fata accanto a lui. «Ah, anche per questa volta ti perdono», gli disse la fata, «ma guai se me ne fai un'altra delle tue». Pinocchio promise che avrebbe studiato e si sarebbe comportato bene e mantenne la parola per tutto l'anno, tanto da risultare agli esami finali il migliore della classe. La fata fu molto lieta di annunciargli: «Domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene». Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Felice da scoppiare di gioia si preparava a festeggiare l'avvenimento con i suoi amici, ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa.
Gorgo l'orco. L'orco Gorgo e il drago Zago volarono per 5 giorni senza fermarsi verso la terra del mostro bavoso. Traversarono alte montagne rossastre, un grande lago tempestoso e pianure piene di fango, finché arrivarono in una strana terra desolata. Una terra in cui non c'era un solo albero, nessun animale, neppure un uccellino che cantava. C'erano solo polvere, rocce, cumuli di sabbia e un'enorme spaventosa montagna nera. Intorno alla montagna si stendeva una melma verde e scivolosa che sgorgava dalle crepe nelle rocce. Sprofondati in quella melma c'erano i resti di tutti gli orchi, i draghi e i demoni che il mostro bavoso aveva mangiato. L'orchetto e il drago atterrarono ai piedi della montagna. Guarda lassù, Gorgo! Gridò Zago. Lassù, in cima, quello è il buco attraverso il quale il mostro si infila nella montagna di notte. Ma come fa ad arrampicarsi fin lassù? Chiese Gorgo. Striscia, ragazzo mio, scivola con il suo grosso corpo bavoso. È così appiccicoso che riesce a strisciare anche in salita, ma lascia dietro di sé una traccia scivolosa e così nessuno può arrampicarsi dietro di lui. Ma tu puoi portarmi lassù volando, non è vero? Gli chiese Gorgo. Ci proviamo! Tienti stretto! Gorgo si aggrappò al collo di Zago ed entrambi volarono fino alla stretta imboccatura del tunnel. Zago si aggrappò con le sue forti zampe alla roccia proprio accanto al buco. Presto, Gorgo, salta! Non posso resistere a lungo! È troppo scivoloso! Gorgo vedeva sotto di sé le terribili rocce nere, acuminate come lance. Aveva paura, ma era coraggioso e saltò. Atterrò proprio dentro il buco. Era salvo. Ma no, stava scivolando sulla bava viscida e non c'era niente a cui aggrapparsi. Stava proprio per cadere quando si sentì afferrare da 2 forti zampe. Era Zago, che sbattendo furiosamente le ali restava immobile nell'aria e lo aiutò a rientrare nel tunnel. Il tunnel dentro era di un orribile colore verde. C'era un odore acre di animali selvatici. Gorgo non vedeva nulla e avanzò strisciando. Sentiva solo il drip drop della bava viscida che colava e il ciac 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 delle sue mani e delle ginocchia sul fango appiccicoso. Dopo un bel po' sentì dei tonfi sordi, lenti e cadenzati. Era il battito dell'enorme cuore del mostro. Poi vide una pallida luce verde. Gorgo era arrivato alla fine del tunnel. Di fronte a lui c'era l'immensa cavità della montagna, riempita per metà dal mostro, che giaceva come un mare verde e si agitava e increspava mentre dormiva. Centinaia di tentacoli sbucavano dalla melma e altrettanti occhi si aprivano e si chiudevano al ritmo del respiro del mostro. Sovrastava il tutto uno stretto e ricurvo ponte di pietra che Gorgo doveva attraversare per giungere al cuore del mostro. «Sii coraggioso e usa il cervello», gli aveva detto Zago. Perciò, trattenendo il fiato, afferrò la spada e andò avanti. Il ponte traboccava di bava ed era così scivoloso che Gorgo dovette procedere un passo alla volta, fino a trovarsi proprio sopra il cuore palpitante del mostro. A un tratto, un lungo e viscido tentacolo gli toccò un piede. Gorgo balzò indietro dall'orrore e scivolò.
Tentò di puntellarsi con la spada, che stridette contro la roccia del ponte, un violento clang echeggiò amplificato nel cavo della montagna. Il mostro cominciò a risvegliarsi. Le centinaia di palpebre si schiusero mentre il cuore batteva sempre più rapidamente. E poi vide Gorgo solo sul ponte. Protese minaccioso i suoi potenti tentacoli. Tremando tutto, Gorgo alzò la sua spada. Il parasole. Il compleanno di Min-Yi coincideva con la stagione calda, quando il sole scottava e la gente andava in cerca di ombra. Perciò, per il suo compleanno, ricevette in regalo un bel parasole. «Posso andare a fare una passeggiata col mio nuovo parasole?» chiese alla mamma. «Va bene, stai attenta però, e torna presto». Min-Yi stava camminando sul ciglio di una risaia, quando vide un enorme gorilla dondolarsi su un albero con le braccia penzoloni. «Povera me! Non mi resta che nascondermi dietro il mio parasole e aspettare che mi acchiappi», pensò Min-Yi, e tremando tutta si rincantucciò dietro il parasole. Ma non accadde niente, proprio niente. Quando fece capolino, tutto era tranquillo e non c'era traccia del gorilla. Non aveva fatto molta strada quando intravide una grande ombra aggirarsi minacciosa fra i cespugli. Era un enorme tigre che puntava silenziosamente verso di lei. «Oh, povera me! Non mi resta che nascondermi dietro il mio parasole e aspettare che mi acchiappi», pensò sgomenta, e, tremando tutta, si accoccolò dietro il parasole. Ma non successe nulla. Decisamente nulla. Quando fece capolino, tutto era tranquillo e non c'era traccia della tigre. Non era andata molto più lontano quando un'ombra nera sulla sua testa la fece guardare in alto. Su di lei stava calando un grosso uccello dalle enormi ali spiegate, con un becco adunco e gli unghioni affilati. «Oh, povera me! Non mi resta che nascondermi sotto il mio parasole e aspettare che mi acchiappi», pensò terrorizzata, e tremando tutta si fece piccola sotto il parasole. Ma non successe nulla. Assolutamente nulla. Quando fece capolino, tutto era tranquillo e non c'era traccia dell'aquila. Quando Min-Yi tornò a casa, raccontò alla mamma le sue tremende avventure. «Ma hai guardato cosa c'è sul tuo parasole?» le chiese la mamma. Min-Yi lo aprì e fece un salto per lo spavento. Sopra il parasole c'era dipinto un drago coloratissimo e terrificante, con enormi artigli e narici fiammeggianti. «Hai visto?» le disse la mamma. «Contro il tuo potentissimo drago non c'è gorilla, tigre o rapace che tenga». E aggiunse: «Il tuo parasole farai bene a portarlo sempre con te». E da quel giorno Min-Yi non se lo fece certo dire 2 volte. La giacca volante. Il professor Popov viveva con sua moglie in una bella casa gialla vicino al mare. Le sue giornate trascorrevano serene tra l'insegnamento, la cura del giardino e la pesca.
Il professor Popov era quasi sempre di buon umore, ma c'erano solo due cose che gli davano fastidio: comprarsi dei vestiti nuovi e andare a Londra in treno per le sue conferenze. Una bella mattina di mezz'estate, mentre zappava il giardino, il professore avvertì dietro di lui il rumore di qualcosa che si strappava. «Oh, povero me!» borbottò. «Ho l'orribile sensazione che si tratti della mia giacca!» Aveva proprio ragione. La sua giacca era così vecchia e usata che si era spaccata in due. Avrebbe potuto continuare a usarla mettendosela alla rovescia, ma perfino lui si rendeva conto di quanto sarebbe stato ridicolo con la parte rotta svolazzante davanti e la fila di bottoni sulla schiena. «Oh, non c'è niente da fare», sospirò. «Dovrò comprarmene una nuova». E andò dal sarto. Ora dovete sapere che in una di quelle notti di mezz'estate degli elfi birichini erano entrati di soppiatto nel negozio del sarto e avevano fatto una magia a una delle giacche appese in vetrina. L'avevano trasformata in una giacchetta volante. Ciò voleva dire che se chi la indossava avesse espresso il desiderio di essere altrove, la giacchetta si sarebbe alzata subito in volo. Naturalmente il professor Popov non sapeva niente e quando vide la giacca in vetrina decise di comprarla perché gli piaceva la stoffa con cui era fatta. Così entrò nel negozio per provarsela. Il sarto fu più che felice di poter finalmente vendere quella giacchetta antiquata. «Le sta a pennello!» disse con entusiasmo al professore, aiutandolo a indossarla. «Sembra fatta su misura per lei!» Il professore era d'accordo. «Oh, no, non la incarti», disse. «La tengo addosso per fare una sorpresa a mia moglie, sa? Sono mesi che si lamenta della mia vecchia giacca». Il professore pagò e uscì dal negozio tutto orgoglioso. Desiderava che sua moglie vedesse subito la giacca, ma poi pensò che avrebbe fatto bene a pescare del pesce per il pranzo. Se ne andò con aria spavalda al porto e dopo un po' era già in mare con la sua barchetta. «Che bella giornata!» esclamò guardando il cielo azzurro e il mare calmo. Con un sospiro di soddisfazione gettò la lenza. Era certo che presto qualche pesce avrebbe abboccato. Ma il tempo passava e nemmeno uno strattone alla canna. Dopo un po' si alzò anche il vento. Grosse nuvole nere apparvero all'orizzonte e le onde cominciarono a infrangersi con forza contro la barchetta. «Oh, uffa! Non solo non ho pescato nemmeno un pesce, ma la mia giacca nuova si sta anche bagnando di spruzzi. Come vorrei essere a casa nel mio giardino!» La magia entrò subito in azione. La giacca volante si alzò in aria con il professore dentro. «Santi numi, cosa sta succedendo? Sto volando in direzione della città! Ecco laggiù il molo e l'università! Ah, eccomi sopra casa mia!» E la giacchetta cominciò dolcemente a planare, piano piano e con molto garbo. «Oh, beh, questa poi sono nel mio giardino! Non posso crederci! È merito della giacca! Deve essere una giacchetta magica!» Il professore si precipitò dalla moglie. «Cara, guarda che giacca fantastica!» «Oh, è molto carina, ma caro, è troppo carina per lavorarci in giardino». «Ma che giardino è giardino!» si spazientì il professore. «Stai a vedere! Vorrei essere in giardino!» Il professore partì sparato verso il soffitto, attraversò la finestra e atterrò in giardino. La signora Popov non era mai stata così sbalordita in vita sua. Corse in giardino e là si fermò senza parole. «È magica!» le spiegò il professore. «È una giacchetta volante!» «È incredibile!» balbettò la signora Popov. «Ma pensa che meraviglia! Potrai andare volando alle tue conferenze a Londra invece di fare quei viaggi in treno che odi tanto!» Il professor Popov la guardò dubbioso. Non so se è una giacca da lunghi viaggi». «Beh, vedremo. Dovrai prima esercitarti un po'». «Comincerò subito», esclamò il professore. Passò il resto della mattinata facendo qualche voletto in sala da pranzo e fuori in giardino per imparare a guidare la giacca. Quando finì l'estate, il professor Popov era diventato un esperto.
Infine, il giorno tanto atteso arrivò. Avrebbe tentato il volo fino in città per partecipare a un congresso di professori. Si mise uno zaino in spalla e uscì allegramente in giardino, salutando la moglie con la mano. «Quando tornerò mi vedrai!» le gridò. Poi, tirando un gran sospiro, disse: «Vorrei essere a Londra!» e si alzò in aria. «Questo sì che si chiama viaggiare!» gongolò mentre sorvolava campi e villaggi. Ma dopo un po' cominciò a sentire una gran fame. «Bisogna che mangi un panino», pensò, e cominciò a frugare nel suo zaino. «Oh, caspita, mi sono dimenticato di prenderlo. Ho con me solo il pigiama e lo spazzolino da denti». Mentre stava dicendo queste parole, la giacca fece una brusca virata, abbassandosi, mentre un mostro d'argento passava rombando sopra di lui. «Santi numi!» gridò, quasi catapultato fuori dalla sua giacchetta. «È un aereo che sta per atterrare! Oh, come vorrei essere già al sicuro sulla terra, magari con qualcosa di buono da mangiare!» Il professore si era dimenticato che la giacca poteva esaudire ogni suo desiderio e fu quindi sorpreso quando cominciò a planare fra le nuvole, scendendo sempre più in basso, fino ad atterrare nel cortile di una scuola. La maestra di prima rimase allibita alla vista di quel visitatore inatteso che entrava nella sua classe. Pensò che si trattasse dell'ispettore scolastico e si precipitò fuori per cercare caffè e biscotti da offrirgli. Mentre lei era assente, il professore giocò con i bambini, che gli mostrarono i barattolini di pittura colorata che usavano per dipingere. Il professore rimase affascinato a quella vista e tutto eccitato disse: «Come mi piacerebbe averne un po'!» «Ti daremo un po' di pittura di ogni colore», replicarono i ragazzi. «Li metteremo dentro a dei barattolini vuoti». «Ah, i miei colori preferiti!» esclamò. «Rosso e verde, blu e giallo, viola e arancione. Grazie, grazie tante!» Ma si era fatto tardi e il professore doveva andarsene. I ragazzi lo guardarono affascinati mentre decollava dal cortile e spariva fra le nuvole. Il vento cominciò a soffiare forte ed egli aprì le braccia per mantenersi in equilibrio. Ma il vento era così forte che proprio mentre sorvolava la cittadina di Newcastle gli fece volare tutti i colori fra le nuvole. «Oh, santi numi!» farfugliò lui. «Come vorrei essere già a Londra!» E grazie alla giacca magica, in meno di un'ora era a Londra al congresso di professori. «La mia giacca vola più veloce di un aereo», pensò. «Potrei rientrare a casa stanotte stessa e arrivare domattina per l'ora di colazione». Fu così che al calar della notte il professore decollò dalla città illuminata e puntò verso casa. Era stanchissimo dopo il viaggio di andata e una giornata densa di attività e si addormentò subito, stretto nella sua giacchetta volante. Si svegliò solo quando con un tonfo atterrò nel giardino di casa. La signora Popov fu felicissima di rivederlo così presto e ascoltò con molta attenzione il resoconto delle sue avventure. Dopo colazione, il professore si mise a leggere il giornale e... «Senti questa, cara!» esclamò rivolto alla moglie. «Pioggia colorata su Newcastle! Gli scienziati non riescono a spiegare il fenomeno!» Lei rise di gusto. «Ah, glielo dirai che sei stato tu a versare del colore tra le nuvole?» chiese. «Oh, no, credo sia meglio mantenere il segreto», le rispose ridendo il professore. «Non racconteremo mai a nessuno della giacca magica, d'accordo?» «E volete saperlo?» Fecero proprio così. Tre porcellini. C'erano una volta 3 porcellini che abitavano in una casetta col loro babbo e la loro mamma. Quando crebbero, la casa divenne troppo stretta per tutta la famiglia. «Qui non ci stiamo più», disse la madre un giorno.
È ora che ciascuno di voi costruisca la propria casa. Io mi farò una casa di paglia, dichiarò il primo porcellino, che pensava solo a divertirsi. Così farò in fretta e avrò più tempo per giocare. Io costruirò la mia casa con assicelle di legno, disse il secondo porcellino, che era un po' meno pigro, ma non troppo. Sono un po' più pesanti, ma sono più solide e metterle una accanto all'altra non richiede una gran fatica. Io invece costruirò la mia casa con le pietre, affermò il terzo porcellino, che poi era il più grande. Ci vorrà un po' più di tempo e di fatica, ma almeno sarà una casa comoda e solida. Il primo porcellino aveva appena finito la sua casa di paglia quando udì bussare alla porta. Porcellino, porcellino, ti prego, lasciami entrare, disse un grosso lupo nero, pregustando già un pranzo a base di cotolette di maiale. Ma nemmeno per tutto l'oro del mondo, rispose il primo porcellino sprangando la sua porta di paglia. Il lupo ringhiò. E allora io soffierò e soffierò fino a distruggere la tua casa. E fu proprio quel che fece. La casa di paglia volò via come un mucchietto di fieno e il primo porcellino corse strillando alla casa di legno del secondo porcellino. Dopo un po' il lupo arrivò ansimante alla porta della casa fatta con le assicelle di legno. Porcellini, porcellini, vi prego, lasciatemi entrare, implorò attraverso il buco della serratura mentre pensava al delizioso arrosto di maiale che lo aspettava. Ma nemmeno per tutto l'oro del mondo ti lascerò entrare, gli gridò il secondo porcellino sprangando la sua porta di rami. E allora io soffierò e soffierò fino a distruggere la tua casa. E fu proprio quel che fece. La casa di legno volò via come le scintille di un falò e i due porcellini corsero strillando alla casa di pietra del loro fratello maggiore. Il lupo arrivò ansimante dietro di loro e ringhiò attraverso il buco della serratura. Porcellini, porcellini, per piacere, fatemi entrare. E gli veniva l'acquolina in bocca pensando ai deliziosi prosciutti che avrebbe mangiato per cena. Ma nemmeno per tutto l'oro del mondo ti lascerei entrare, dichiarò il terzo porcellino e sprangò la pesante porta di quercia della sua casa di pietra. Il lupo sghignazzò. E allora io soffierò e soffierò fino a distruggere la tua casa. Ed è esattamente quello che cercò di fare. Soffiò e soffiò, e poi soffiò e risoffiò. Ma per quanto si sforzasse, nemmeno una pietruzza della casa si mosse. Ora ne ho proprio abbastanza di questo porcellino, ringhiò il lupo affamato. Lui pensa di essere al sicuro là dentro, ma io conosco tutti i mezzi per entrare. Andò a prendere una scala e si arrampicò sul tetto della casa di pietra. 3 porcellini per pranzo, pensava. Gnam gnam gnam. E si accinse a calarsi dentro il camino. Intanto i 3 porcellini avevano sentito il lupo camminare sul tetto. «Oh, poveri noi!» gemette il primo porcellino. «Che faremo ora?» strillò il secondo, ma il terzo porcellino seguitò tranquillamente a preparare il pranzo, attizzando il fuoco e rimestando la pentola piena di minestra bollente. Il lupo scivolò dentro il camino e... splash! Cadde dentro la pentola di minestra bollente.
si udì un grande strillo e poi più niente. E questa fu la brutta fine del lupo cattivo.